Ben ritrovati a Segnalibro. Oggi cominciamo con una bella esperienza, l'idea di un maestro in Basilicata che con un'ape porta in giro la cultura e i libri. È diventato un esempio in Italia, ma perché ha deciso di intraprendere questa avventura? Qual è lo spirito che anima il viaggio di tanti chilometri nei posti sperduti per far arrivare la cultura? È la missione del maestro La Cava. Il Bibliomotocarro nacque nel 1999, mi piace ricordarlo, sono ormai passati 16 anni, e nacque per richiamare l'attenzione su quello che stava diventando un problema, la crescente disaffezione nei confronti del libro. Ma col passare degli anni è diventato sempre un mezzo di promozione del libro, della lettura e della scrittura, e fa queste cose, svolge questa azione con attività tradizionali. I libri hanno messo le ruote e i libri bianchi, ma anche con iniziative innovative, anzi a me piace chiamarle innovative perché richiedono il protagonismo dei fanciulli. Ho fatto 100.000 chilometri, ho percorso tante strade, ho visitato quasi tutti i paesi della Basilicata, sono andato più volte nelle regioni italiane e ho ricevuto anche degli apprezzamenti significativi. Però il riconoscimento più bello è sempre l'accoglienza che trovo nelle scuole e nelle comunità. Riconoscete i libri bianchi? I libri bianchi? Guardate i libri bianchi, maestri. Sono libri composti da racconti scritti da bambini di paesi diversi. Il Bibliomotocarro è sicuramente un simbolo lucano e vuole rimanere simbolo lucano, però sta diventando sempre più un fenomeno nazionale. Il motocarro per l'umiltà. Il motocarro da noi è il mezzo che porta la verdura sotto casa, nella piazzetta, all'angolo della strada. Io volevo e intendo trasmettere questa idea di un libro che sia un bene quotidiano, di uso quotidiano, come il pomodoro, come l'insalata. Italia sotto zero, lo stivale è ghiacciato. Sta la neve sui monti come panna sul gelato. Allora ero piccolissimo e presi un libro da un camion che si trovava nella piazza del mio paese, Ferrandina, e che svolgeva questo servizio di azione sociale nelle piazze dei comuni della provincia di Matera. Era organizzato dal Provveditorato agli Studi, mi ricordo ancora il maestro Emanuele Plasmati, mi piace ricordarlo perché purtroppo ci ha lasciato da poco tempo fa. E quel libro, Fontamara, io l'ho preso lì. E questa idea di portare i libri dove ce n'è più bisogno mi ha sempre accompagnato, e in fondo il Bibliomotocarro porta i libri dove ce n'è più bisogno. Il Bibliomotocarro nasce anche da questa mia preoccupazione, che poi col passare degli anni è diventata addirittura angoscia, l'angoscia di invecchiare in un paese di non lettori. Gli episodi sono tanti, mi piace ricordarne uno. Un bambino, ero a Garaguso, quel giorno un paese della collina materana, e mi fa con aria sicura, dice: maestro, io lo so perché il Bibliomotocarro è il comignolo. Ah, sentiamo perché. Perché fa lui, ci sono i libri belli e i libri brutti. I libri belli piacciono ai bambini e noi li leggiamo, quelli brutti no, li portiamo a te e tu li bruci. Il mondo dei libri è un mondo davvero fascinoso, non solo per chi legge ma anche per chi scrive, che è sempre alla ricerca di un agente letterario. Che cosa fa? La risposta ce la dà la nostra autrice, che è Daniela Rabbia. Anche lei è scrittrice, il suo romanzo si chiama Le voci dell'eco ed è radicato in una Calabria che si spopola, in una Calabria che invece cerca il riscatto. Io, più che un agente letterario, credo che mi potrei definire un operatore culturale, perché questa figura dell'agente letterario presuppone di fare da ponte tra le case editrici e lo scrittore, e forse sarei più in cerca di un agente letterario nel ruolo di scrittrice. L'operatore culturale invece è una persona che si dedica a 360 gradi alle attività culturali. Da cosa nasce questo tipo di mio impegno sul territorio? Nasce da una forte passione per la lettura
e quindi leggere costantemente mi ha portato nel tempo a presentare tanti libri in varie piazze della Calabria, a collaborare con delle riviste letterarie in cui mi occupo proprio di recensioni di romanzi, di saggi, di raccolte poetiche, e a girare un po' questo nostro territorio tortuoso della Calabria, a conoscere questi paesi meravigliosi che, unitamente alla lettura, mi hanno dato queste ispirazioni di scrittura. Le voci dell'eco è un mio romanzo, in realtà si tratta del secondo che interviene dopo Matilde non aspettare, la vita non ti aspetta, ma è il terzo libro perché la prima opera è una raccolta poetica, Naufragio alla vita. Nelle voci dell'eco io mi sono soffermata a dare un messaggio importante, soprattutto rivolto ai giovani calabresi. Il messaggio è quello di evitare lo spopolamento dei borghi. Chiarisco in ogni contesto che si tratta di un messaggio tipicamente letterario, nel senso che il mio protagonista Goi è un giovane 17enne che dopo l'ultimo anno di scuola, da una prima idea di scappare dalla Calabria, decide di restare e di inventarsi un'attività che possa ripopolare il suo borgo di nome Speriolo. Perché dico che il messaggio è letterario? Perché nella vita non si può dare necessariamente questo messaggio ai ragazzi. Essendoci grosse difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro, è chiarissimo che se un giovane trova un'opportunità fuori dalla Calabria, fuori dall'Italia, come sta avvenendo ai giorni d'oggi, è benissimo che segua questa opportunità, ma soprattutto che segua il suo cuore, le sue vocazioni e che scelga la strada della felicità, che sarà costellata anche di difficoltà, ma deve essere sempre consona ad un'adesione a se stessi e alle proprie scelte individuali. Allora, a un tratto vedo la Speriolo del domani, quella che anch'io posso aiutare a costruire e a far diventare, senza accampare scuse o pretesti, senza accusare chi non fa o non ha fatto quando avrebbe potuto e dovuto fare. Per noi speriolesi, come credo in buona parte del mondo, il problema è questo: non si fa perché gli altri non hanno fatto, o si fa male, vantandosi di aver fatto meglio di altri e dunque sempre male, anche se meno male, e non ultimo, non facendo nulla, si critica qualunque cosa si faccia e chiunque la faccia. Noi spesso parliamo delle contaminazioni tra le scritture, perché la scrittura non è soltanto quella di un libro, ma è anche la scrittura per la musica, la scrittura per il teatro. Abbiamo ospitato a Segnalibro tanti artisti. Questa volta diamo spazio ad una compagnia teatrale amatoriale con uno spettacolo che sta riscuotendo un notevole successo e che ha l'obiettivo di farci riflettere e di farci sorridere. Ce ne parla Francesca Daniele. La porta aperta è il titolo di questa commedia. La porta aperta, tutto attaccato, importante. È uno spettacolo comico e surreale ed è l'autore stesso a definirlo così, Andrea Solano, che è sia l'autore, quindi il testo è scritto integralmente da Andrea Solano, e sia il regista. Noi siamo la compagnia teatrale dell'associazione Confluenze. All'interno della nostra compagnia, devo dirlo, spiccano due nomi molto conosciuti, Marco Tiesi e Carmelo Giordano, e il resto della compagnia siamo amatoriali che praticamente, a differenza dei professionisti, fanno questo per passione, non dico per hobby, per passione, perché abbiamo tutte altre attività, però ci unisce questa grande passione per il teatro. Mamma te ne fu! Chi io so buffa da mattina alla sera seccata che la porciona, se spensa con un porco e s'appapagna, poi se ne sveglia e comincia a tornare, mangia e s'appapagna, mangia e s'appapagna, mangia e s'appapagna. Tu metabolismo sull'oletta, si compie scatta. Oddio, la sala mai viva. Come miglia tutti, no? Oddio, non sono paura. C'è che devo prendere. Io non riesco, La componente fondamentale della commedia è questa porta, sempre aperta. Attraverso questa porta entra ed esce una varia umanità. Sono personaggi strambi, suggestivi, si creano delle situazioni anche paradossali, fraintendimenti,
innamoramenti e, perché no, come succede in tutte le famiglie, anche qualche piccola crisi familiare. È morta! Domenica Santa! Dobbiamo visitare! Quale signore è morto? Viene per noi! Oddio, bene, non fa! Andate figlio! Che dirigente! La radice della letteratura contemporanea non può che trovarsi nei classici. Perché rileggere i classici? Quanto sono importanti per la formazione? Ce lo spiega in questo filmato un grande giornalista italiano che è Corrado Augias. Ho qui un libro notevole di Piero Boitani, che è un professore di letterature comparate a Roma La Sapienza. Si chiama 10 lezioni sui classici. Intanto bisogna dire che cos'è un classico. Un classico è un testo che, scritto secoli e secoli fa, continua ancora oggi a parlarci. E di questo parliamo in 10 lezioni sui classici, partendo dal classico dei classici, che è l'Odissea, cioè quel poema che contiene tutte le avventure possibili. Qualunque cosa noi oggi leggiamo o guardiamo in televisione o al cinema o nei disegni animati sta già nell'Odissea. Fantasy, Harry Potter, c'è tutto. E poi c'è l'Eneide, il grande poema romano di un Virgilio che, quando non è troppo incline verso la dinastia Giulia e Augusto, è poeta sommo e disegna un'origine pietosa, pietosa nel senso di incline alla benevolenza di Roma. E poi invece c'è Tacito, che di Roma condanna l'imperialismo. Sempre è un'altra storia che sta qua. Vedete come i due aspetti vengano da due, l'inventore della storia, Tacito, e da Virgilio, poeta, vengono abbracciati e contemplati entrambi. E poi alla fine c'è Ovidio, che Boitani definisce il primo romanzo postmoderno della storia, che sarebbero le Metamorfosi. E lì troviamo queste leggende mirabili, tra le quali leggo quella di Apollo e Dafne, dove Apollo offende Cupido, il giovane, il bambino dio dell'amore, che con una freccia lo fa innamorare della ninfa Dafne. Allora questa respinge il dio che vorrebbe averla e fugge davanti a lui, e quando lui sta per raggiungerla, ecco che lei si trasforma in alloro e diventa perciò stesso irraggiungibile, un mito che ancora oggi continua a parlarci e che nell'immagine vediamo trasfigurato dal genio del Bernini. I classici, come dicevo all'inizio, sono testi che ancora oggi parlano di noi. Come ogni settimana, i libri più venduti nella nostra classifica. Scivola al 10° posto questa settimana Antonio Manzini con Ogni riferimento è puramente casuale, Sellerio editore. È il mondo della comunicazione quello che più interessa e diverte Manzini, con i suoi miti, le sue prigioni, gli immancabili riti. Anche il sesso finisce per farne parte come un ingrediente indispensabile con cui condire il successo. Al 9° posto I tempi nuovi di Alessandro Robecchi, edito da Sellerio, un bravo ragazzo, i lavoretti per raggranellare i soldi per un viaggio di piacere. Viene trovato morto dentro la sua utilitaria, le mani legate al volante. Del caso si occupano i sovrintendenti Ghezzi e Carella ed è un'indagine dove gli indizi, anziché mancare, sembrano troppi. Perde qualche posizione questa settimana Haruki Murakami con L'assassinio del commendatore, libro secondo, edito da Einaudi. Una dimora sperduta ma non del tutto isolata, un grande artista e tanta suspense in un libro dall'intreccio fitto. 7ª posizione per il nuovo lavoro della giornalista Concita De Gregorio, Nella notte, edito nella collana I narratori di Feltrinelli.
un romanzo sul potere teso, elettrico, in cui Conchita De Gregorio traccia con lucidità il quadro di un fallimento politico che collide con il criminoso, svelandone le dinamiche e le conseguenze senza fare sconti. Al sesto posto La notte del Getsemani di Massimo Recalcati, edito da Einaudi. Il bacio di Giuda, Le lacrime di Pietro, La fuga dei discepoli, Sudore e sangue, L'abbandono del padre, L'assoluta solitudine, La preghiera. La notte del Getsemani è la notte dell'uomo. La notte del Getsemani è la notte dove la vita umana si mostra nella sua più radicale inermità. Scivola al quinto posto Robert Galbraith con Bianco letale, edito da Salani. Si tratta del quarto romanzo della serie, incentrato sulla figura dell'investigatore privato Cormoran Strike, un'indagine complicata, un thriller mozzafiato. Quarto posto questa settimana per Daniele Di Benedetti con Ricordati di sorridere, edito da Mondadori. Il protagonista è Daniele, 30 anni, che ha sviluppato un legame unico con la sua community di centinaia di migliaia di persone che lo seguono sui social e nei suoi eventi live. La felicità, e la tesi del libro, è già dentro di noi, è nelle piccole cose, nella nostra capacità di individuare e concentrarci sul bello della nostra vita, nel sentirci più ricchi interiormente. Resta salda al terzo posto Stefania Auci con I leoni di Sicilia, la saga dei Florio. Dal momento in cui sbarcano a Palermo da Bagnara Calabra nel 1799, i Florio guardano avanti, irrequieti e ambiziosi, decisi ad arrivare più in alto di tutti, ad essere i più ricchi, i più potenti. E ci riescono. In breve tempo i fratelli Paolo e Ignazio rendono la loro bottega di spezie la migliore della città, un romanzo che coniuga storia e letteratura. Secondo posto per l'ultimo lavoro del maestro Andrea Camilleri con Il cuoco dell'Alcion, pubblicato da Sellerio nella collana La Memoria. Al commissariato di Vigata sta succedendo qualcosa. Montalbano allontanato e costretto alle ferie, la sua squadra smantellata. In breve, qualcuno sta tentando di farlo fuori. A guidare la classifica è Ilaria Tutti con Ninfa dormiente, edito da Longanesi. Protagonista è Teresa Battaglia, un commissario di polizia specializzato in profiling. Un carattere fiero e indomito, a tratti brusco, sempre compassionevole. Torna l'ambientazione piena di suggestioni, di una natura fatta di boschi e cime montuose, di valli isolate e di bellezze insospettabili. E chiudiamo con l'audiolibro, la fiaba che ci aiuta a guardare il mondo con occhi diversi. C'era una volta una foresta dove erano vissuti sempre solo gli animali. Gli esseri umani non ci avevano mai messo piede. E tutti gli animali, sebbene fossero diversi tra loro, vivevano in pace. Ognuno aveva caratteristiche differenti. Per esempio, la scimmia era dispettosa, lo scoiattolo fifone, il leone coraggioso, la gazzella veloce, la tartaruga lenta, la volpe furba e le api laboriose. L'unico animale con cui nessuno nella foresta riusciva ad andare d'accordo era il corvo, perché era arrogante. Non gli piaceva dividere il suo cibo con nessuno. A volte arrivava al punto di rubare da mangiare agli altri e poi volare via. Gli animali spesso parlavano tra loro dell'egoismo del corvo e condividevano l'idea che si meritasse una bella lezione. Quel giorno la volpe, furba e svelta, parlò per prima. Ragazzi, lasciate fare a me. Ho in mente qualcosa per quel corvo egoista e presuntuoso. Vedrete che smetterà di essere così arrogante. Un giorno il corvo andò in città a cercare del cibo. Tornò alla foresta con un bel pezzo di formaggio nel becco e si fermò su un ramo per riposarsi un po'.
La volpe, osservando la scena da lontano, studiava il modo di riuscire a strappare il formaggio dal becco del corvo. Così si avvicinò all'albero e vide il corvo che teneva il formaggio sul ramo con la zampa mentre cercava di beccarlo. Ehi là, amico mio, che cosa mangi di buono? Non ho mai visto niente di simile. Lo chiamano formaggio. È il cibo degli umani. Mi incuriosisce, vorrei assaggiarlo, me ne dai un po'? Non ci penso proprio. Sapessi quanto ho dovuto volare per procurarmelo. Ma come? Un giorno o l'altro capiterà che anche io dia a te qualcosa da mangiare. Per quale ragione dovrei accettare il tuo cibo schifoso e dividere con te questa leccornia? Non capita tutti i giorni di trovare del formaggio. Qualunque cosa dicesse, la volpe non riusciva a convincere il corvo a condividere il suo cibo. La volpe era intelligente, ma il corvo lo era altrettanto. Così la volpe fu costretta a escogitare un altro piano. Va bene, tieniti pure il tuo formaggio, non importa. Ma lascia almeno che mi avvicini un po' per ammirare questa specialità che ti rifiuti di dividere con me. Quando la volpe cominciò ad arrampicarsi sull'albero, il corvo, preso dal panico, afferrò con il becco il formaggio e volò su un altro ramo. Allora la volpe si spostò e raggiunse di nuovo il corvo, ma anche questa volta lui non voleva proprio saperne di dividere il suo cibo. La volpe allora fece un'altra pensata e se ne uscì con una nuova strategia. Quali sono i difetti peggiori del corvo? È presuntuoso e arrogante. Forse se sfrutto queste sue debolezze riesco a ottenere quello che voglio. Ehi, amico! Vuoi sapere perché sono qui in verità? Il corvo, per essere sicuro di non lasciarsi sfuggire il formaggio, rispose senza aprire il becco. Perché? Mi hanno detto che la tua voce è la più bella che si sia mai sentita in tutta la foresta e che quando canti tutti gli animali rimangono ammaliati. Quando udì queste parole, il corvo cominciò a pavoneggiarsi sentendosi molto orgoglioso e sicuro di sé. Cantami una canzone, così posso ascoltare anche io la tua bellissima voce e parlarne con i miei amici. La volpe aveva finalmente trovato il punto debole del corvo. E così, quando lui aprì il becco per cantare, il formaggio cadde giù e naturalmente la volpe fu pronta ad afferrarlo. Il corvo rimase sbigottito, incredulo. Oh, ma guarda un po', il tuo prelibato formaggio è caduto proprio nella mia bocca. Davvero gustoso. Per l'arroganza e la superbia, il corvo aveva perso il suo cibo lasciandolo alla volpe. Quindi, amico mio, cosa abbiamo imparato? Non presumere mai di essere al di sopra di ciò che sei e non credere a tutto quello che senti dire. Non dire mai che tu sei il migliore e non dimenticare, potrebbe esserci sempre una mente superiore alla tua. Dopo aver pronunciato queste parole, la volpe si allontanò e scomparve nel folto della foresta. Da quel giorno il corvo smise di essere arrogante ed egoista. Diventò amico di tutti gli altri animali e divise sempre con loro il suo cibo. Ed è davvero tutto, ci fermiamo qui insieme a Luca Chito, lo ribadiamo spesso, questa trasmissione è pensata, rivista, insomma è come dire strutturata insieme, quindi io e Luca vi diamo appuntamento alla prossima settimana.